Buongiorno Domenico, Buongiorno Paolo, buongiorno a lei. e le chiedo cortesemente di presentarsi chi è, che ruolo svolge e in quale azienda. Sì, io sono Domenico Vettorello, sono un imprenditore metalmeccanico, sono amministratore delegato della Vettorello SRL, azienda metalmeccanica in provincia di Treviso. No, lei è qui perché partecipando al progetto Union Camere Veneto con le Camere provinciali e con l'Osservatorio di Professioni Digitali e Lavori Ibridi dell'Università di Padova, lei ha delle posizioni che propone a delle persone under 30 laureate nelle università venete. Di che job si tratta? Denominazione, attività svolte, skill richieste. Prego. Allora, noi ne siamo un'azienda metalmeccanica, siamo una PMI, siamo un'azienda molto versatile che tocca diversi settori. Noi negli ultimi anni abbiamo sviluppato competenze legate al il mondo idroelettrico. Noi facciamo, produciamo, costruiamo, pensiamo e progettiamo, installiamo, facciamo tutto quello che c'è da fare per fare centrali idroelettriche. Negli ultimi 2 anni sta un po' aumentando la richiesta dei nostri clienti in termini di progettazione e quindi siamo felici di dover lavorare e pensare qualcosa per i nostri clienti. In particolar modo in questo momento noi siamo alla ricerca di ingegneri meccanici che abbiano competenze meccatroniche, perché abbiamo avuto un'opportunità importante, nel senso che abbiamo visto 2 gare con l'Istituto di Fisica Nucleare, l'IFN di Padova, per la costruzione di 2 impianti, uno che va installato qui a Padova e uno che andrà al CERN di Ginevra. Per questo noi abbiamo già un team di 2 persone dove c'è un ingegnere senior e un ingegnere junior che si occupano della progettazione, ma siamo alla ricerca di un'altra figura perché dobbiamo portare avanti questi progetti che sono appena partiti e avranno un termine temporale credo di 2-3 anni. 3 anni, quindi siamo interessati A valutare candidature. Quindi delle sì, 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 candidature. più meccaniche ma meccatroniche, e quindi che abbiano anche delle competenze che noi non avevamo e che stiamo ricercando. Molto bene. E quindi è molto chiaro, molto non ambiguo, Chiaro diciamo, come un metalmeccanico. il target a cui vi rivolgete. E abbiamo evocato il business in cui opera Vettorello, abbiamo detto che siete in zona Treviso, e di che dimensioni parliamo e così Allora, è fatta sì, l'azienda. sì, 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 sì. Allora, la nostra è una PMI, siamo un'azienda di 20 persone, di cui 12 sono in produzione e 8 sono a livello amministrativo, progettuale, produzione. Da poco è arrivato un ingegnere gestionale, una figura nuova, anche quella che noi non avevamo in azienda e che deve migliorare un po' tutti quanti i processi. Siamo un'azienda che quest'anno, come un po' tutti, sta andando molto bene e dovremo incrementare il fatturato di un circa 15%. Siamo un'azienda che vale 3 milioni di euro di fatturato. Grazie Domenico. E adesso se può darci un paio di buone ragioni per le quali una persona dovrebbe applicare, dovrebbe candidarsi per la posizione che lei ha brevemente descritto prima. Prego. Allora, una buona ragione. Piccola azienda vuol dire essere multitasking e quindi imparare diverse cose. In uno stesso momento tu puoi imparare diverse mansioni, diverse attività. Quindi un'esperienza che potremmo definire completa, a tutto tondo, che permette a chi entra di vedere le diverse sfaccettature dal ciclo della Bravissimo. progettazione alla produzione.
Bene, Domenico, grazie e buon lavoro. Arrivederci, buona giornata.